La conferenza Stato-Città porta buone notizie per i comuni con il ripristino di 100 milioni precedentemente tagliati dal Fondo di solidarietà. Esulta il Veneto, dove era da subito stata dura battaglia al taglio di 8 milioni di euro di fondi ai comuni virtuosi, nonostante appunto le prodezze per raggiungere il pareggio di bilancio. Ora il Fondo di solidarietà virà addirittura in attivo per i comuni veneti, con un saldo positivo di 2 milioni e 700 mila euro, che pure non ripristina per tutte le vecchie dotazioni. Soddisfatto comunque il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. È stata una partita non semplice, ma che ha ridato dignità a quei comuni veneti che da sempre dimostrano di essere virtuosi. Quindi il saldo da meno 7,8 milioni di euro che ci vedeva penalizzati, siamo riusciti addirittura a ribaltarlo con il segno più per un importo di 2,7 milioni circa. Questa è una soluzione che in questo momento ci soddisfa, ma che ci riempie e ci dà la responsabilità di costruire insieme al governo, insieme ad ANCI Nazionale, una riforma della finanza locale, perché crediamo che chi ben amministra, chi ben si comporta e chi non spende un euro in più di quello che deve spendere debba essere premiato e non penalizzato. Senta, ma questo riparto, diciamo, del denaro che verrà restituito quindi anche ai comuni, so che Verona era molto penalizzata, ma anche Vicenza, Treviso, come verrà redistribuito? Cioè sarà una cosa equilibrata? Sì, è una cosa sicuramente equilibrata. Questi 100 milioni sono stati ripartiti 60% per il DL 66, quindi distribuiti tra tutti i comuni, e un 40% invece sono stati impiegati per andare a ristorare quei comuni che in questa fase erano stati particolarmente danneggiati. Quindi ci saranno dei comuni come per esempio il comune di Treviso, che prima perdeva 405 mila euro, oggi la perdita è ridotta a 150 mila euro. Inoltre andremo anche a recuperare le quote di IMU e TASI degli inquilini che verranno restituite ai comuni. Quindi insomma per chi perdeva tanto abbiamo ridotto molto la perdita, e per chi guadagnava, che poi è un guadagno relativo, abbiamo incrementato leggermente il guadagno. Credo che sia una soluzione sicuramente equilibrata, ma ripeto, è una soluzione temporanea e una soluzione tampone. E poi c'è la battaglia del turnover, no? Del numero di lavoratori. Assolutamente sì, perché anche da questo punto di vista stiamo lavorando con delle proposte concrete sul tema delle assunzioni e sul tema del turnover. Ci sono tantissimi comuni in Veneto, quasi tutti, che hanno esternalizzato dei servizi, e quindi quei servizi che sono oggi esternalizzati non rientrano nel conteggio delle entrate tributarie. Questo sembra una banalità, però paradossalmente i comuni veneti che fino ad oggi non hanno mai assunto un dipendente in più di quello che serviva, oggi ci si vedono costretti a diminuire ancora il costo del personale. Quindi paradossalmente, pur comportandoci bene e pur avendo un coefficiente tra cittadini e dipendenti pubblici tra i più bassi d'Italia, ci vediamo costretti a diminuire ancora il personale, cosa che non è sicuramente accettabile. Anche da questo punto di vista stiamo dialogando e stiamo portando avanti delle proposte serie e concrete, e sono convinto che anche su questo tema troveremo delle soluzioni che daranno il giusto merito a tutti quei bravi sindaci veneti che da sempre lavorano per far crescere il nostro territorio.